È giusto pensare di prelevare l'1% dalle pensioni baby o no, perché violiamo un diritto acquisito? Matteo Spigolon, lei cosa dice? Ma io la ricetta che sento in questi giorni da parte di tutti i politici italiani è sempre quella: tasse, tasse, sempre tasse. Cioè questa è l'unica ricetta che viene fuori per poter salvare l'Italia. Premesso che l'Italia non è salvabile, ok? Quindi bisogna pensare, a mio parere, a come salvare se stessi, quindi a come salvare il Veneto. Nel caso delle di pensioni è il classico scandalo all'italiana: prima si fanno le leggi, si dà un privilegio e poi si cerca praticamente di toglierlo, okay? È chiaro che questo privilegio è un privilegio insensato allora come lo è adesso, perché chiaramente andare in pensione a 18-19 anni a fronte di tutti gli altri lavoratori che devono lavorare 35-40 anni non è una cosa giusta. Quindi prima in Italia si fanno le leggi e poi si cerca praticamente di togliere. Il classico scandalo all'italiana che succede come in tante altre cose. Quindi l'1% corrisponde a circa 950.000 euro, abbiamo visto prima sono 9 miliardi, quindi sono 950 milioni di euro. Aspetti, adesso noi diciamo cifre, quanti sono? 95 milioni? 95 milioni di euro che si recuperano benissimo in altri modi, volendo. Ogni volta quindi, sì, d'accordo. Questo, però è chiaro che... D'accordo, però insomma ripeto, posto che se decidiamo che è stata un'ingiustizia, una questione sociale, cioè non è solo una questione di case vecchie o case nuove, sì, quello incide, ma c'è anche una questione di ambiente, cioè io sfido chiunque che deve fare un investimento per acquistare un appartamento o una casa a prendere un appartamento magari in una zona dove ci sono 10 palazzoni, 20 piani l'uno, migliaia di persone, che sono zone che in genere purtroppo bisogna dire sono problematiche e degradanti, quindi chi è che spende anche pochi soldi per investirli lì? Primo. Secondo, sono d'accordo sul fatto che l'ATER ci dovrebbe essere un consiglio di amministrazione unico regione, dire a tutti i politici che sono nelle ATER a livello provinciale, così liberiamo un po' facciamo un po' di pulizia e poi anche risparmiamo un po' di soldi, questo è unico. Certo devono rimanere degli uffici territoriali dove però ci stanno gli impiegati, non i politici, e questo è uno. Tornando alle case popolari, se lei mi chiede se sei d'accordo di dismettere tutto il patrimonio immobiliare, rispondo sì e no, perché sono d'accordo di smetterne una buona parte, perché una buona parte deve rimanere comunque per dare dall'emergenza abitativa a chi ne ha bisogno. Ok, telefonata ancora, prego, pronto. Per assegnare, quindi la decisione del comune incide di più sull'assegnazione della casa popolare ad oggi rispetto a prima. Al di là dei parametri specifici, cioè il comune può stabilire dei parametri, per cui per esempio il residente da 5